Salve a tutti gli amanti della tradizione napoletana. Oggi facciamo il mostacciolo natalizio napoletano. Lo dice stesso la parola, è un dolce fatto con il mosto d'uva. Mosto che andiamo a ricavare dall'uva, questa è uva pizzuta matura. Ovviamente andiamo a utilizzare sempre l'aroma tipico napoletano e del sud, mi hanno detto anche che viene usato in Puglia, anche in Sicilia, cioè il pisto, quello che abbiamo usato anche per il roccocò. Andiamo a usare anche frutta secca, in questo caso canella di nocciole, cacao, farina e zucchero. La prima cosa andiamo a lavare l'uva, se avete usato uva bianca o nera, vanno bene entrambi, li andiamo a staccare dal grappolo e andiamo a schiacciare con un schiacciapatate. Mettiamo gli acini di uva nello schiacciapatate e in un pentolino che andremo a cuocere ricaviamo il succo. Adesso per creare il mosto d'uva mettiamo sul fuoco a fiamma bassa fin quando il composto non diventa piuttosto ristretto e cremoso. Come vediamo, dopo 10 minuti, 15 minuti di cottura, il nostro mosto è pronto. Andiamo a lavorare sempre con il mosto ancora caldo, quindi mettiamo sul tavolo, mettiamo la farina, apriamo a cerchio, inseriamo un cucchiaino di lievito per dolci o ammoniaca o cremor tartaro nell'acqua, lo mettiamo al centro in questo modo. Mettiamo il cacao, zucchero e miele in unica soluzione, vaniglia, granella di nocciole o altra frutta secca a vostro piacimento, un cucchiaino del pisto napoletano, un odore del Natale a Napoli, lo mettiamo al centro sempre, e il mosto bollente. Impastiamo tutti gli ingredienti centralmente. E inseriamo la farina. Ovviamente, se volete risparmiare tempo e non farlo con il mosto d'uva, potete usare qualsiasi confettura o marmellata a vostro piacimento. L'impasto ovviamente è ancora tiepido, abbiamo usato il mosto a caldo. Andiamo a mettere in un recipiente. Possiamo mettere anche in frigorifero il tempo che si rapprende e non risulta appiccicoso. L'impasto è pronto, quindi andiamo a stendere su un tavolo, in questo modo. La tradizione vuole che la forma sia a rombo, quindi rombo sia. Andiamo a stendere su un tavolo. Tenuto un rettangolo, lo tagliamo a metà in questo modo e tagliamo a rombo così. Mettiamo una teglia da forno, un foglio di carta da forno, andiamo a cospargere con un pennello di acqua in superficie, perché quando andiamo a glassare con il cioccolato non c'è quello strato di farina che può dar fastidio. In questo modo andiamo a spennellare. Questi dovranno risultare morbidi, quindi andiamo a fare un'infornata a 200 gradi per circa 15 minuti. E voilà, i mostaccioli sono pronti, li vado a togliere dal forno, non devono stare troppo tempo altrimenti si seccano. Andiamo a sciogliere il cioccolato fondente nel frattempo a bagnomaria
Ecco, sono ben freddi i mostaccioli, li possiamo glassare. Raffreddati i mostaccioli, sciogliere cioccolato fondente o latte o bianco, quello che volete, e inseriamo il mostacciolo all'interno con l'aiuto di un attrezzo, ma sbattere bene. Mettiamo su un foglio di carta da forno. Glassati tutti i mostaccioli, con il cioccolato siamo andati giusti. Io vado ad assaggiare questo spettacolare mostacciolo fatto con il mosto d'uva. I sapori del Natale nella nostra magica Napoli. Ovviamente, come vi ho indicato già nel video, potete sostituire il mosto d'uva con altra frutta sia marmellata che confettura. Ragazzi, seguitemi sempre sui canali social YouTube Simone Esposito Pasticcere, Facebook, Instagram e TikTok. Ragazzi, un bacio, alla prossima ricetta.